È un peccato che la regione del Veneto non abbia deciso di partecipare ai 150 anni dal referendum che ha portato il Veneto in Italia. Moltissimi veneti hanno partecipato ai Garibaldini, all'impresa dei Mille, è la seconda regione che ha dato il contributo. Il più giovane garibaldino era veneto, era un cittadino Marchetti di Chioggia, e 2/3 circa della Lega italiana che si è costituita al centro erano costituiti da veneti. È un peccato che il presidente della regione abbia deciso di non festeggiare questo momento come un momento importante della storia d'Italia. Noi proponiamo che venga distribuito un libro scritto da una storica veneta, Finché Venezia salva non sia, che racconta questa storia ai cittadini del Veneto, nelle biblioteche, nelle scuole, affinché si possa parlare di questo importante evento, di questa importante storia. Ci domandiamo come possa il Presidente della Giunta regionale veneta, Zaia, candidarsi a Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana se non crede nei valori fondanti del Risorgimento, nei valori fondanti della Repubblica Italiana stessa. Chiediamo, diciamo, alla Regione Veneto e soprattutto al presidente Ciambetti che si è, diciamo, fatto promotore della presentazione del libro di Beggiato, il 1866, La grande truffa, che in qualche modo ci possa essere invece ripristinare un minimo di confronto su quella che per noi è stato invece un momento estremamente importante da un punto di vista storico, che è l'annessione del Veneto comunque all'Italia, e quindi il plebiscito del 1866. E quindi è, diciamo, la richiesta proprio di un confronto vero, che non vada a negare una parte della storia per farne prevaricare un'altra. Non ci permettiamo di negare che ci siano stati dei problemi, non ci permettiamo di dire che è tutto falso quello che viene detto in un libro, ma ci permettiamo di dire che è molto parziale andare a sposare una causa magari per motivi legati alla propria fede politica e partitica e non guardare invece ad altri dati che la storia ci consegna. La storia ci consegna dei dati chiari e quindi la richiesta è solo quella del confronto e di festeggiare in modo dignitoso questi 150 anni che non possono essere negati interpretando solo, diciamo, una visione piuttosto che un'altra.